In compagnia di Luca Chiarello. Luca, sono un punto guadagnato o 2 punti persi per come è andata la partita a tuo avviso? Ma per quello che si è visto in pista diciamo che un pareggio va bene, è giusto. Noi possiamo recriminare che potevamo fare qualcosa in più quando abbiamo avuto i rigori nella prima parte. Sfortunatamente non siamo riusciti a fare gol, abbiamo sempre dovuto rincorrere il risultato e quindi siamo stati un po' penalizzati. Però alla fine questo risultato mi sembra sia giusto per entrambe le squadre, per quello che hanno prodotto, per quello che hanno fatto vedere. Ecco, hai citato i rigori, grande prova di Velasquez dalle parti del Monza. Per Valdagno sottolineerei la prestazione di Sanchez. Ma no, ma io non guardo i singoli, io guardo la squadra ha fatto bene, ci sono stati dei momenti che non mi è piaciuta, però alla fine è una squadra giovane come il Monza del resto, è una squadra giovane che deve maturare, deve crescere. L'importante era non perdere, non abbiamo perso e quindi andiamo avanti per la nostra strada. Perfetto, grazie.